2004. Corsia 1, nuoterà Alessandro Antonio Giangreco, Vissauro. Corsia numero 2, Marco Monteanu, Rarinantes Venezia. In 3, Cesare Busatta, Idros. Corsia 4, Francesco Visentini, Team Veneto. Corsia 5, Franco Liuel Natale, nuoto Gemonese. In corsia 6, Valerio Salzano, Wisp Bologna. Corsia 7, Federico Mazzeo, Vissauro. Corsia 8, Marco Tarzariol, notto di nuoto 74. Partita anche questa finale, record della manifestazione del 2017, Tobia Svaldi 2:19:00. Francesco Visentini per il Team Veneto in corsia centrale numero 4, come sempre riservata a colui che stampa nella mattina o in generale nelle batterie il tempo migliore. Ha nuotato lui 2:26:76. 32:28 proprio per Visentini, il passaggio più veloce dopo le prime due vasche. Ed eccoci a metà gara, virata dei 100 metri. Francesco Visentini a 33 centesimi. Cesare Busatta, vediamo nel dettaglio i parziali. Visentini 36,70, Busatta 36,77, quindi più o meno fotocopia l'ultimo tratto di 50 metri per questi due atleti. Vediamo la situazione come andrà a variare alla virata dei 150, comunque volata finale molto probabilmente per decidere chi si aggiudicherà il titolo. 2 centesimi soltanto, questa volta è Busatta che guadagna, lui nuota a 37,38 contro il 37,69 di Visentini. Per la terza posizione invece stabile in corsia numero 5 Franco Liuel Natale. Torniamo da davanti per seguire il testa a testa per la vittoria, sempre Visentini Busatta, Busatta Visentini, con quest'ultimo che va ad allungare proprio con le ultime bracciate. Vediamo il touch della piastra fra Visentini, 2:24:39 su Cesare Busatta, 2:24:74, e appunto Natale a mantenere la terza piazza, 2:26:80.